Siamo in Ocche, qualche onore a Giovanni Preto Marrasa, che 2 anni da oggi è il Veneto a mancare, nos ha lasciato la trincea, ha lasciato, e come noi abbiamo sicire, Gianna la che nos ha mostrato isse, e l'abbiamo sicire fino a che noi pure a respirare e a restare in questa terra. Siamo venuti a che voglio che devi tu onore per tante battaglie, guerre che abbiamo fatto impare, sempre per onore e per la dignità e per la libertà di questo popolo. Noi Giampier non siamo in un basese, ma siamo sicuri che non la sa intendere. E se non si intende tu, non la sa intendere l'immaginario collettivo di questa terra e a restare questa onoranza che ti siamo facendo oggi. Stiamo valuto per Flores, che non ti si usa tanto. L'accento che non è esploso, stiamo avuto pure un aumento e in questo aumento è una targhetta e non abbiamo posto un guerratore come in Tistura. Abbiamo spiegato della cultura sardana, la cultura di questo popolo e abbiamo sempre pensato di voi che batto a braccio e batto l'occhio, guerranne per questa terra e per la gente di questa terra. Non dobbiamo dimenticare mai la battaglia che abbiamo fatto fare, ma queremos aumentare in particolare questa giornata per questa gente sarda che li querían furare dal domo e la terra. Aumentamos l'Hispano, di Arborea, di Ardara, poi di Terra Segada, mi pare che ce n'era, qui in basso. E tutto lo che tu è al difesa in prima linea, tu che hai al diritto, pare esatto, il militante che ti accompagna a fare la guerra del suo diritto. Diritto in questo caso di persone che intagliano però questa guerra manna del suo diritto di questo popolo. Siamo in Ocche, potete che un onore meritato. Grazie Giampiero Zampa, in nome di Battaglia. Siamo qui a onorare la memoria, però tu ci lasci un testimone. Il testimone è questo, che il nostro popolo deve capire che si può liberare da solo. Non deve aspettare altri. Il tuo grande insegnamento, partendo dal tuo maestro Antonio Simo Mossa, è stato questo. Prima di tutto noi sardi dobbiamo credere che possiamo, non dobbiamo farci assoggettare da nessuno, prima di tutto culturalmente, perché noi abbiamo da attingere dal nostro popolo, dalle nostre radici, la forza. Purtroppo è andando scemando questa forza e le giovani generazioni dimenticano e non bisogna fare in modo che essi dimentichino che la forza del nostro popolo ci può aiutare a uscire da questa schiavitù, perché noi sardi siamo schiavi di chi ci opprime e stiamo toccando con mano veramente in tempi moderni cosa significa essere una colonia. Noi siamo una colonia, però questo non ci deve portare, come dire, a scoraggiarci. Noi possiamo avere tutte le possibilità se crediamo nella nostra forza di popolo. Io penso che sia questo il grande insegnamento. Tu hai scritto, ci hai dato la possibilità di conoscere il pensiero di Simo Mossa. La Confederazione Sindacale Sarda è nata su questo pensiero, cioè fare in modo di partire dalle nostre radici, dalla nostra terra, per capire
che possiamo risorgere, che possiamo ribellarci, ma la nostra ribellione non deve essere non legata a un fatto culturale. Noi abbiamo gli strumenti, se vogliamo, per poterci liberare dalla schiavitù del colonialismo. Lo dirò anche stasera a tutti i compagni che lottano contro le paleoliche, contro l'invasione di chi vuole fare della Sardegna un hub industriale e energetica per gli altri. Non solo dobbiamo difendere il nostro popolo, ma a questo punto dobbiamo difendere la nostra terra, perché ce la vogliono comprare, ce la vogliono distruggere. E allora noi dobbiamo prendere l'esempio di un lottatore come Zampa. Dobbiamo ribellarci e dobbiamo essere capaci di governare noi stessi. Impariamo di essere padroni in casa nostra. Meris in domo nostro. Grazie del Piero. Ma ho la regodai a Giovanni Vedru Marras come amico e compagno. In su momento che io costituio Sasadac CSS. In questo momento che io creo qualcosa in Sardegna. E con Giovanni Vedru e Gavino Viredda io sottoscritto l'unico contratto a livello nazionale che ancora vigile in Sardegna, grazie a Giovanni Vedru e a Gavino. Questo è stato un momento di democrazia, è stato un momento di identità, prodotto a Sardegna. Devo ricordare un altro momento che mi sta da tanto coro in tanti modi su come io discuto, ma a volte si identità diversamente, ma non fu una guerra, fu un confronto e fu una crescita. Sul momento che si è posto l'idea di bestinzare, tant'è vero che ho questionato a Giovanni Vedru da Punano, ma conosci questa barritta do fondo? Ma intendi a nominare? Sarà ti da far subire e a suo gusto approfondi, conosci e isso è avarrà vestito tutta sa vita come desiderata in coro suo. Giovanni Vedru sa imparare a vivere questa identità di nostra in tanti momenti. Questa è l'eredità di chi si ha. Video su dessi, sinzillus e verus, por da voltaiara. Questa targhetta è spontanea Giampier, fondamentale, su Gerratore, Bato Locros e Bato Brazos, Gerratore che a tie, che a vedo io chi ha Bato Locros, che idea da largo, la penitenza di questo popolo, di questa gente, e Bato Brazos, che anche questo Bato Brazos, guerra iasa, per questa parte. Come Giacomo ti pone soffrores, meritato. Adios Giampiero. Adios. A non vedere il sammento. In tutto lo rato il Gerratore che vi sono colato prima di te e che prima di te che sono nato da questa terra.